Un bambino salvato da un cane ha una malattia rara, ma un Golden Retriever può aiutare lui e la famiglia a migliorare e la mamma spiega come. Siamo sulla prima pagina del Gazzettino di oggi, lunedì 30 settembre, e c'è questa notizia di cui scrive Luca Veceglio. Joshua è un bambino di Valle di Cadore con la rara sindrome di Alstrom, una malattia degenerativa che ha causato il peggioramento della sua vista e delle sue condizioni fisiche. I genitori, Deborah e Ruben, hanno trovato un sostegno importante in un cane d'assistenza, un Golden Retriever di nome Zeus, che li aiuta nella gestione della salute di Joshua, riconoscendo persino variazioni di glicemia prima dei sensori medici. L'addestramento di Zeus è un percorso lungo e impegnativo, per alcuni potrebbe anche essere definito costoso, ma ha portato grandi benefici emotivi e pratici alla famiglia. Se prima mamma e papà si sentivano soli nell'affrontare la malattia assieme a Joshua, ora c'è chi può dare loro una mano, anzi una zampa. Per sostenere altre famiglie con difficoltà simili hanno organizzato una cena solidale il 12 ottobre in piazza a Pieve di Cadore. Andiamo a dare un'occhiata in più a questo articolo sul Gazzettino. Un cane per salvare la famiglia, Joshua e Zeus, alleanza vincente, e c'è anche una bella fotografia che mostra Ruben, Deborah e Joshua e il cane d'assistenza Zeus, un Golden Retriever. La storia di un bambino di 10 anni con una rara sindrome e del suo custode, il 12 ottobre la cena solidale dedicata a raccogliere fondi per altri piccoli. 10 anni fa, quando diagnosticarono a Joshua la rara sindrome di Alstrom, i suoi genitori, Deborah e Ruben, affrontarono assieme a lui la consapevolezza di un percorso in costante salita. In questi anni sembra impossibile, ma sono le persone a cui ti senti più legata ad allontanarsi, spiega Deborah. Per questo bisogna trovare la forza all'interno della propria famiglia e ritrovare un equilibrio per rimanere forti. E quel bilanciamento oggi, mamma Deborah, papà Ruben e il piccolo Joshua lo trovano ogni giorno anche grazie a una nuova presenza, un Golden Retriever di nome Zeus, addestrato a prendersi cura non solo del suo padroncino, ma dell'intera famiglia. Tutto è iniziato circa un anno fa, quando le condizioni di Joshua, sia per la vista che fisiche, hanno cominciato a peggiorare, dato che la sua malattia è degenerativa, spiega la mamma. Joshua era arrivato a vedere solo un ventesimo. A quel punto ci è stato suggerito di iniziare dei corsi di autonomia con il bastone bianco. Noi abbiamo provato a introdurlo come una sorta di bastone magico, ma Joshua è molto sensibile e comprendeva ciò che stava accadendo. Nella struttura della nostra famiglia a Conegliano, dopo aver valutato tutte le condizioni di Joshua, ci è stato chiesto se avessimo mai pensato a un cane d'assistenza. Solitamente il cane guida non viene assegnato fino al 18° anno d'età. Tuttavia, vista la complessità della situazione di Joshua, richiedere questo percorso ci è stato descritto come possibile e così abbiamo fatto. E quindi appunto la famiglia è entrata in contatto con l'associazione Ananda Guna K9 di Pisa, sono stati estremamente disponibili. Ci hanno spiegato che la selezione del cane è molto rigorosa e che non eravamo noi a scegliere la razza, bensì 3 addestratori da diverse parti d'Italia, e così è iniziato il percorso di addestramento di Zeus. Il nuovo arrivato si è stabilito dalla famiglia a valle il 15 luglio scorso e dopo 6 giorni ha rilevato la prima ipoglicemia del tutto inaspettata, permettendo a Joshua di ricevere le cure adeguate. Ma il progetto non si è ancora concluso. L'addestramento dura 20 mesi e richiede un grande impegno, sia economico che di tempo. La stessa cosa devo fare. Io stessa, dice la mamma, devo fare 60 ore di corso cinofilo e ogni 2 settimane ci incontriamo con gli addestratori. La famiglia ha deciso di ricambiare la solidarietà ricevuta. Abbiamo organizzato una cena solidale il 12 ottobre a Pieve di Cadore perché il costo del progetto è alto, 15.000 euro, e non tutte le famiglie possono permetterselo. Ci saranno l'Associazione Sommelier del Veneto, gli chef di Milano Cortina 2026 e varie altre sorprese. Ho anche aperto uno sportello per le malattie rare 2 mesi fa a Pieve di Cadore. Credo sia fondamentale sensibilizzare le persone e far capire che non bisogna vergognarsi. Quindi questa bella notizia, questa storia è raccontata appunto, come dicevamo, sul Gazzettino. Ma rimaniamo a Valle di Cadore per una notizia non altrettanto buona. Il paese resta al buio, danni per i lavori alla variante. Alcuni cavi rovinati durante un'operazione nel cantiere olimpico, e ne scrive Giuditta Bolzonello.
Si cammina al buio fino alla riparazione del guasto. Succede a Valle di Cadore e riguarda la pubblica illuminazione che ha subito un importante danno, non c'è luce dal comune e fino alla fine del paese direzione Venas, comunicava ieri la sindaca Marianna Offer. A causare il problema, spiega ancora la sindaca, la ditta che lavora alla variante che ha danneggiato alcuni cavi della luce pubblica. Del fatto ci si è accorti sabato sera quando, con l'avvicinarsi dell'imbrunire, le luci in strada non si accendevano e così insieme Comune, Vianini e Enel abbiamo cercato di risolvere, ma a seguito di alcuni controlli nella mattinata di domenica il danno sembra più importante. Quindi per motivi di sicurezza da ieri sera l'illuminazione pubblica dal comune in poi, ovvero in Borgata Costa e su parte della pista ciclabile, non sarà in funzione e per oggi la sindaca dice contiamo di riuscire a capirci qualcosa in più. Quindi un disagio abbastanza importante per il paese del Cadore. Leggiamo qualche altra notizia qui sul Gazzettino. Si parla delle nuove frontiere del turismo a pagina 3 dell'edizione di Belluno. I parchi avventura senza sinergie non c'è sviluppo. Affluenza positiva ma manca un futuro. 2 mesi frenetici non possono bastare. Un forte appello arriva da altre cime. Non bastano i percorsi, servono i servizi, scrive sempre Luca Veceglio. Un percorso adrenalinico su corda da affrontare a 3, 6, 12 metri d'altezza in un bosco di abeti in tutta sicurezza. Una sfida con se stessi per chi ha paura delle altezze o con gli amici per chi è avvezzo all'avventura. Una formula che piace e che negli ultimi anni si è sviluppata in un vero e proprio microsettore che mescola l'idea del parco divertimento all'outdoor sostenibile. È nata persino un'associazione per riunire tutte queste strutture. Un investimento, quello per un parco avventura, che all'inizio può sembrare contenuto, ma che necessita di manutenzione, di polizze assicurative, di certificazioni e soprattutto di supporto da parte del territorio. Ed è proprio questo, secondo alcuni gestori, l'ingrediente più importante di una qualsiasi attrazione turistica che voglia crescere e diventare magnetica, perché un parco avventura è prima di tutto uno spazio pensato per vivere emozioni forti, ma poi serve anche il contesto per renderle indimenticabili. E quindi appunto e quanto si deduce anche dall'esperienza di Trecime Adventure Park, un parco avventura situato nel comprensorio del Monte Agudo ad Auronzo di Cadore, realizzato diversi anni fa e ora amministrato dalla trevigiana Eurosporting, società che ha portato avanti una serie di investimenti importanti. L'esclusiva stagionalità di strutture come questa non può avere nessun futuro, spiega l'amministratore Michelangelo Bonotto. Bisogna invece puntare a creare una squadra che lavori tutto l'anno e ci vuole anche, come si diceva, ci vogliono sinergie, ci vogliono risorse. Il nostro sogno è quello di aprire ad aprile e chiudere a ottobre, o anzi di non chiudere proprio per rimanere aperti tutto l'anno. Tanti altri lo fanno in altre zone dove forse sono più motivati. Per chi volesse approfondire, appunto, siamo a pagina 3 del Gazzettino di Belluno, dell'edizione di Belluno. Leggiamo un altro articolo e poi passiamo al Corriere delle Alpi. A braccio tra tradizioni in Val Biois, ieri si è chiuso il sipario sulla tipica Se Desmonteghea, presenti gruppi folk di tutta la penisola, anche da Sassari. La sfilata con canti e balli sotto il sole nelle vie del centro, confermata anche per il prossimo anno la stessa ricetta, e ne scrive Dario Fontanile. Anche sulla 20ª edizione di Sedes Monteghea è calato il sipario con l'ultima giornata di ieri dedicata più che altro alla festa, al costume tradizionale, o meglio a quello che era il costume della festa e delle grandi occasioni. Come sempre anche quest'anno, grazie a sfilare assieme al gruppo folk Val Biois, c'erano i gruppi Olz Ocar in provincia di Udine, il gruppo folk Signora d'Italia della provincia di Sassari e il gruppo dei tromboni di San Bartolomeo di Verona. Dunque rispettato anche quest'anno questo gemellaggio tra i vari gruppi folk d'Italia, che ha potuto nascere e crescere grazie ai legami e ai rapporti che il gruppo folk della Val del Biois ha creato in questi decenni di attività. E ci sono delle fotografie che mostrano appunto parte della sfilata che ha richiamato tantissime persone nelle vie del centro, confermata anche per il prossimo anno la stessa ricetta. Passiamo ora al Corriere delle Alpi, dove c'è un'altra notizia che sicuramente è di grande interesse per il nostro territorio. Si parla di riforma degli enti locali. Dimezzare le unioni montane, la regione ne vuole 4, una tra Cadore, Valboite e Comelico, Valle del Piave unita da Longarone fino a Borgo Valbelluna, e ne scrive Francesco Dalmassa.
Entro i primi giorni di ottobre la Regione del Veneto vorrebbe che il bellunese assumesse un preciso orientamento sulle unioni montane. Attualmente sono 9, Venezia vorrebbe ridurle a 4, al massimo 5. Ma sarà mai possibile dimezzarle? Ci stiamo fruttuosamente confrontando, reagisse il presidente veneto dell'UNCEM, che è il bellunese Ennio Vigne, dopo il recente incontro con i presidenti delle unioni. Tra Cadore, Cortina e Comerico ci sono oggi 3 unioni, Venezia ne gradirebbe una soltanto. È stata messa in liquidazione quella della Val del Boite, quindi è scontato che il centro Cadore assorbirà anche i comuni dell'Alta Valle, compresa Cortina. Ai piani alti di Corsa Italia ci si aspetta di constatare che cosa accadrà. E il Comerico, la prospettiva dell'unificazione è inevitabile, ma riguarda il futuro, afferma Alfredo Cmis, sindaco di Santo Stefano di Cadore. E poi ancora, Zoldo e Longarone vive momenti di fibrillazione, appunto anche l'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo, che comprende i comuni di Val di Zoldo, Zoppè, Longarone, Ospitale di Cadore e Soverzene, pare destinata infatti allo smembramento. Paolo Frena, presidente dell'Unione Montana Gordina, ha chiesto a Camillo De Pellegrini, sindaco di Val di Zoldo, di aggregarsi al suo ente. Però c'è un però, Val di Zoldo fa parte dell'area interna che va dal passo Staulanza e scende fino al lago di Santa Croce, quindi si tratta di una programmazione da riscrivere, ovviamente tenendo conto dei flussi di finanziamento. Detto questo, gli altri comuni accetteranno di far parte di un'unica unione montana con Belluno e Ponte nelle Alpi, Ospitale di Cadore più affine al Cadore appunto o a Belluno e Longarone, quindi sono decisioni non semplici. Oggi Belluno e Ponte nelle Alpi costituiscono un'unica unione montana, che tale però non resterà. Quantomeno potrebbe andare a pescare altri comuni della Val Belluna, composta da Borgo, Limana, Sedico e Sospirolo. E poi ancora, anche in Agordino, l'Unione Montana Agordina conta ben 16 comuni, è la più numerosa e di sicuro si amplierà con Val di Zoldo. I tempi perché questo avvenga sono lunghi, i sindaci ritengono che la regione non possa pretendere tempi brevi per decidere. Di certo è una questione molto importante per il territorio bellunese. E poi si parla sempre su Corriere delle Alpi, siamo a pagina 16, di turismo, Dolomiti, un'estate al top, in 2 anni più 5% di turisti e ANEF, ora impariamo a gestire i fuoristagione, ne scrive Francesco Dalmas. La seggiovia delle Cinque Torri rimarrà aperta fino al 6 ottobre, la funivia Lagazzuoi prolungherà fino al 26. Scusate, quella di Saspordoi addirittura fino al 3 novembre. Tutti gli altri impianti a fune sono chiusi da ieri. 2 mesi di manutenzione ordinaria o straordinaria e poi di nuovo al via. Ma Alberto Di Mai, presidente dell'Ista, spera di riaprire il Col Gallina già a fine ottobre se arriverà anticipata la sospirata neve. È tempo di bilanci dunque per gli impiantisti. Il meteo non è sempre stato favorevole, ma anche quest'estate, afferma Marco Grigoletto, presidente della società di impianti a fune aderenti all'ANEF, ha certificato che c'è sempre più voglia di montagna. Il numero di persone che sceglie le terre alte nella bella stagione è cresciuto del 3,5% negli ultimi 2 anni in Italia, secondo una ricerca che stima che il 16% di chi è andato in vacanza in agosto ha scelto appunto le terre alte. Ritengo che sulle Dolomiti la percentuale possa crescere fino al 5%, quindi una buona notizia per la montagna bellunese. Siamo a Belluno invece qui, pagina 18, indaga la squadra mobile della polizia, coppia aggredita, lei è stata accoltellata. Marito e moglie picchiati e feriti a notte fonda in via del Boscone, tracce di sangue sull'asfalto davanti al consorzio agrario. Ne scrive Gigi Sosso. Coppia aggredita e ferita in via del Boscone. Nella notte tra sabato e domenica lui è stato brutalmente picchiato da un gruppo di ragazzi, lei ha preso una coltellata a un braccio. Entrambi sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e trasportati al vicino ospedale San Martino. Sull'asfalto sono rimaste evidentissime macchie di sangue che potrebbero appartenere a tutti e due e non solo alla donna. Indaga la squadra mobile della polizia che è arrivata sul posto poco dopo i fatti e ci è tornata ieri mattina alla ricerca di qualcosa. Forse una borsetta o magari il coltello. Le ricerche si sono estese nel giardino della casa dalla parte opposta della carreggiata e dovrebbero aver avuto un qualche successo, anche se per il momento nessuno ancora si sbottona. Infatti non ci sono stati fermi, tantomeno sono scattati arresti. I poliziotti stanno lavorando sulle descrizioni fornite a sommare informazioni e hanno avvertito il magistrato di turno.
ed erano circa le 5 del mattino secondo una prima ricostruzione e la vicina discoteca J'adore nel centro commerciale di Salce era già chiusa. La nottata era passata senza particolari problemi, non ancora riaperto per la nuova stagione invece l'altro locale notturno. Marito e moglie sulla quarantina sono stati circondati da almeno 8 persone all'altezza dell'ingresso del consorzio agrario. Non si conosce il motivo del parapiglia, di sicuro sono volati pugni e calci all'indirizzo dell'uomo. A un certo punto qualcuno ha tirato fuori un coltello e ha ferito la donna all'avambraccio. E poi, come dicevamo, sono arrivate le ambulanze alle 5:20 e hanno provveduto al trasporto al pronto soccorso dei due coniugi. E ancora, Moraglia ricorda Luciani con un appello all'inclusione. Ieri a Vittorio Veneto, patriarca di Venezia, ha commemorato il 46esimo anniversario della morte, i compaesani in pellegrinaggio per quasi 70 chilometri fino al santuario di Pietralba. Papa Luciani, nell'anniversario della morte avvenuta il 28 settembre 78, è stato ricordato dai pellegrini di Canale d'Ago dal santuario di Pietralba e dal patriarca di Venezia Francesco Moraglia a Vittorio Veneto. Il santuario della Madonna di Pietralba era il preferito del beato Albino Luciani. Qui andò in pellegrinaggio a piedi da bambino con i suoi genitori e altri paesani. Ricordando appunto quasi 70 chilometri, scusate, con pernottamento a Nuova Levante, ieri mattina l'arrivo al santuario e la messa col vescovo di Bolzano, che ricordando l'insegnamento di Don Albino di Canale ha evidenziato che il bene è bene a prescindere da chi lo fa, è bene anche se compiuto da un non credente. E a Vittorio Veneto il patriarca Moraglia ha pregato per la canonizzazione del beato Luciani davanti alla statua che lo ritrae appunto a fianco della cattedrale. Poi lo ha commemorato all'omelia della messa per i 200 anni del principale edificio di culto della diocesi. Il patriarca ha attualizzato ciò che diceva allora il vescovo Luciani nel 59 in tema, guarda caso, di inclusione. Non dirò mai ai miei figli, specialmente a quelli che sono più lontani dalla fede, io sono qua per conquistarti e convertirti. Non si tratta di conquista, si tratta di un modesto e premuroso servizio. Leggiamo un ultimo articolo e poi chiudiamo la rassegna di oggi. Siamo a Sette Ville, 3.000 donazioni in mezzo secolo, volontari del sangue in festa a Vas. La caposezione Annita D'Orazio, abbiamo messo in campo generosità e amore verso il prossimo, e ne scrive Dante Damin. Mezzo secolo di attività e di impegno a sostegno della donazione di sangue in difesa della vita. È un traguardo di tutto rispetto, soprattutto per una realtà di piccole dimensioni come quella di Sette Ville. Ieri mattina è stato celebrato appunto questo traguardo in chiesa a Vas dalla sezione ABVS Madonna del Piave di Marziai, Caorera e Vas. Fondata nel 74, la sezione dell'Associazione Feltrina Donatori Volontari di Sangue ha effettuato fino ad oggi circa 3.000 donazioni, un traguardo significativo raggiunto grazie all'impegno costante dei volontari che con il loro gesto di altruismo hanno salvato innumerevoli vite, e ci sono anche le fotografie. E con questo articolo andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi. Vi aspettiamo puntuali domattina sulle frequenze di Radio Piave e poi sulla pagina Facebook e il canale YouTube dell'Amico del Popolo. A tutti grazie per l'ascolto, buon inizio settimana e a prestissimo.